Passerei subito, grazie per essere qui, un saluto a tutti coloro che sono anche collegati con le vostre dirette. Passerei subito al bollettino in maniera molto veloce perché poi abbiamo un argomento un po' più complicato del quale parlare. 993.700 tamponi, 19.314 positivi, più 5, casi di isolamento sono 737, totale morti 2023, più 1 per essere precisi, ricoverati 171, dei quali sono 19 positivi, terapia intensiva 8 e sono tutti negativi. Quindi oggi possiamo dire appunto che c'è la totale negativizzazione delle terapie intensive. 3.610 sono i dimessi e 102 sono i nati. Ma perché non c'è la signora? Cosa vuol dire cooperativa? Allora ci scusiamo, scusate, io non c'è. Vabbè, ma bisogna chiamarle. Sì, ci scusiamo con tutti coloro che i non udenti che avevano il linguaggio lì, se vedremo anche di ripristinarlo adesso per quanto sia comprensibile quello che sto dicendo. Volevo dirvi, intanto facciamo gli auguri alla signora Romilda Rinaldi che oggi fa 100 anni e quindi veramente un augurio di buon compleanno. Salutiamo anche una mamma con le 2 bimbe che sono venute a trovarci. Come si chiamano le bimbe? Come? Sofia e Matilde. Ah, Sofia e Matilde, ecco, salutiamo anche Sofia e Matilde. So che hanno portato un lavoretto ma non l'ho ancora visto e quindi lo faremo vedere uno dei prossimi giorni. Comunicazione. Sta accadendo quello che insomma vi avevo preannunciato, insomma che anche voi prevedevate. Intanto siamo passati, ve lo dico io in anteprima, da rischio basso a rischio elevato, perché abbiamo un R con T che è dell'1,63%. Vi ricordate che avevamo 0,43%? Ma io non so chi fare i complimenti sinceramente. Da 0,43 a 1,63, da rischio basso a rischio elevato. Ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, dei marziani o delle astronavi, è inevitabile che poi vengano fuori ste robe. O peggio ancora qualcuno che pensa che questo virus sia semplicemente un virus di alcune categorie sociali, per alcune fasce di età, e che è gravissimo già pensarlo, e che esaurito il numero degli ospiti perché ce ne sono tutti andati, il virus non ci sarà più, perché ho sentito anche queste teorie vigliacche da parte di qualcuno. Prendiamo atto che abbiamo una categoria di responsabili che stanno semplicemente infarcendo i social media di informazioni che faranno morire delle persone. Guardate, io ho conosciuto la storia di un giovane che si è visto dover trapiantare i propri polmoni perché il Covid glieli ha distrutti. Lo dicevo anche a un vostro collega stamattina, che forse non dovremmo più parlare di coronavirus, ma dovremmo parlare di postomi da coronavirus, che significa encefaliti, significa miocarditi e quindi problemi cerebrali, problemi cardiologici, renali, insufficienza renali, non vi parlo di problemi polmonari perché uno degli organi bersaglio sono i polmoni, perdita della mobilità, ci è capitato anche questo tra i pazienti,
perché poi questi microcoaguli, queste microtrombosi vanno, che so, magari vanno a prendere delle terminazioni nervose utili magari per poter deambulare. Quindi questo è un virus che fa male. Allora, se da un lato io continuo a dire guardate, state semplicemente preparando la culla per il neonato, perché quando tornerà forte qui non ce n'è più per nessuno. Adesso io non è che voglio terrorizzare i veneti, però i veneti sanno, ne ho parlato anche stamattina in videoconferenza e prima con gli assessori, i veneti sanno che noi questo punto stampa lo abbiamo utilizzato non per dire, per fare come dice qualcuno, far politica, ma per dire le robe come stanno. Le abbiamo dette nelle giornate positive e nelle giornate negative. Oggi vi dico che se continuiamo di questo passo non fatemi neanche più la domanda se il virus torna in ottobre, perché ce l'abbiamo già qui. Magari il caldo ci aiuterà, adesso di scientifico non c'è nulla di quello che vi sto dicendo rispetto al caldo, magari il caldo ci aiuterà a tenerlo un po' più spompato, ma quando tornerà la brezza autunnale, cioè è inevitabile che qualcosa accada, perché se io passo dallo 0,43 all'1,63 di R con T, vuol dire che qualcosa è accaduto, no? Ai comportamenti irresponsabili di qualcuno, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno, non c'era scritto. Ecco, ai comportamenti irresponsabili di qualcuno si aggiungono altrettanti comportamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste ore. Adesso noi abbiamo, ve li dico io quali sono i numeri, abbiamo 5 positivi, 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona, 52 isolati a Vicenza e 37 a Verona. Allora, 5 positivi, dei quali 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona. Poi questi casi hanno dato vita a 52 isolamenti fiduciari a Vicenza e 37 a Verona. A me non sembra normale che accada questo, anche perché poi vado a vedere la storia, della quale sono stato costantemente informato in questi giorni, e vedo che c'è un cittadino che sostanzialmente torna il 25 di giugno da una trasferta di lavoro in Serbia insieme a altre 2 persone. Il 25, cioè lo stesso giorno del ritorno, comincia ad avere sintomi questo signore. Febbre a 38, malessere generale, inappetenza, artralgie, cioè male agli ossi, non ha fame, ha febbre. E questo è il 25 giorno del ritorno. Il 26 e il 27 ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo e extralavorativo, festa privata, partecipazione a un funerale, frequentazione in paese, eccetera. Il 28, quindi 25, 26, 27, 28, si è recato al pronto soccorso presso l'ospedale nel Vicentino. Viene fatto il tampone positivo. È stato quindi trasferito a Vicenza, dove gli è stato proposto il ricovero, che ha rifiutato. E guarda, questo è un vulnus, no? Se ti propongono il ricovero, e capisco che tu sei padrone della tua vita, ma se metti a repentaglio quello degli altri, cioè il ricovero deve essere coatto. Ce lo dico a quelli di Roma, che è meglio che vadano subito velocemente in Parlamento e ci diano strumenti, o con qualche decreto o qualcosa, ci diano strumenti per fare i ricoveri e buttare via anche la chiave. Rifiuta il ricovero, dopodiché cosa succede? Che viene ricoverato dopo tanta insistenza, vi ricordo il 28 al tampone positivo, viene ricoverato il 1° di luglio, dopo insistenza da parte dei nostri SISP, del sindaco eccetera, e attualmente sì, lo vanno a prendere per ricoverare, ovviamente dopo 28 ore, 29, 30, 31, 30 e 1, dopo 3 giorni,
e ora è in rianimazione. Ci ha dato una lista di contatti avuti tra il 23 e il 28 sera e la sera del 30. Vuol dire che anche col tampone positivo ci ha dato contatti avuti anche post tampone. Attraverso il numero verde regionale si sono attivate, ovviamente arrivate al SIRP numerose segnalazioni di persone che dichiaravano di aver avuto contatti. Tutte le persone sono state contattate dalle assistenti sanitarie del SISP e poi abbiamo gli isolamenti che vi ho detto. Uno dei contatti segnalati è residente all'ULSS 6 Euganea, è stata prontamente informata. Allora poi abbiamo un primo caso, quindi lui è il caso indice, il caso di partenza, poi abbiamo i casi secondari, definiamoli così. In data 30 giugno alle 17:45 veniva segnalata la positività del collega che era in auto assieme. Analogamente a quanto svolto per il caso iniziale è stata avviata tutta l'indagine. Uno dei contatti segnalati è residente nell'ULSS 9 Scaligera che è stato prontamente informata. Secondo caso, quindi questo primo caso era uno dei due diciamo, compagni di viaggio e ci ha dato tutti i suoi contatti. Il secondo caso, in data 1 luglio, quindi questi sono asintomatici, se sono tornati il 25 e sto parlando del 30 per il primo caso, o extra, cioè, definiamo caso indice il primo, stiamo parlando del 30 per il primo caso, prego, quello è caso 0. Paziente 0, poi c'è un paziente 1 che si presenta il 30, quindi si è fatto 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 giorni quantomeno da asintomatico, Poi c'è un secondo caso secondario, quindi siamo al paziente 2, quindi paziente 0, 1, 2, che si presenta il 1 di luglio e siamo a 7 giorni. Veniva segnalata la positività del terzo compagno di viaggio residente, anche con lui sono state messe in atto le medesime azioni, cioè ricostruzione della rete dei contatti. Poi c'è un terzo caso, quindi paziente 0, 1, 2, 3. In data 1 luglio, anche lui dopo 7 giorni, quindi in teoria forse senza sintomi è rimasto in giro 7 giorni, ma non lo sappiamo. L'ULSS 9 Scaligera ci informava della positività di un loro residente, vi evito il paese, che afferma di essere stato in viaggio con gli altri 3 signori, che non era stato dichiarato perché abbiamo scoperto che c'era uno in più in viaggio, non 2, quindi erano in 4 e non in 3. Cioè voi capite che uno non può non incazzarsi davanti a una roba del genere. Quarto caso, allora abbiamo il paziente 0 e 3 casi, adesso arriviamo al quarto caso. Allora, il paziente 0 più i 3 casi fanno i compagni di viaggio. Arriva il quarto caso, ULSS 6 Euganea ci ha segnalato che una paziente che il 29/6 si era recata in pronto soccorso a Schiavonia con vomito, febbre e diarrea, risultava positiva al tampone e dichiarava di aver avuto contatti col caso 0. Allora, a Vicenza abbiamo 52 persone in isolamento, ricostruendo e stiamo ancora cercando di ricostruire. L'indagine con il contatto positivo del caso 0 è difficoltosa per la negazione di alcuni dati come lavoro e contatti. Scusatemi, ho sbagliato. ULSS Berica 52 casi isolati, ULSS 6 Euganea. L'indagine, che è la signora, l'indagine con il contatto positivo del caso indice, cioè la signora che dice di avere avuto il contatto col paziente 0, è difficoltosa per la negazione di alcuni dati come lavoro e contatti.
cioè non dice che contatti ha avuto. Ha svolto parecchie attività nella zona di Lozzo, a Testino, a Gugliaro, Veggiano, zona di Vo. Dai controlli fatti non risultano attuali altre attività, tuttavia dichiara di gestire una profumeria ad Adria con l'aiuto di una commessa. US 9, il caso positivo residente all'US 9, quindi alla Scaligera, che è uno che vi ho detto, dei 4, che è collegato al caso 0, al paziente 0, la segnalazione di caso sospetto è stata inviata allo scrivente del servizio medico curante al quale il paziente si era rivolto in quanto era venuto a conoscenza della positività del suo datore di lavoro con cui aveva soggiornato in Serbia per i motivi di lavoro nel periodo 18/6-22/6. Infatti con il proprietario si erano recati presso la sede serba della stessa azienda. Il trasferimento era avvenuto a bordo di un furgone insieme a 2 operai, un serbo e un bosniaco. Il caso è stato durante il viaggio ed è stato in contatto con un 70enne serbo sintomatico per Covid e ora in rianimazione nel paese d'origine. Ha sviluppato la sintomatologia. In totale il paziente è stato a contatto con 24 persone, di cui 5 bambini. Cioè guardate, poi io evito di continuare a leggere se non mi incazzo del tutto. Voi capite? Sì, che poi l'ha sviluppato e inoltre è stato programmato il tampone nasofaringeo in 2 date. Sì, posso anche leggere. I 3 bambini è stato inoltre programmato. Il caso ha frequentato alcuni altri soggetti per lo più familiari. In totale finora i contatti stretti ed occasionali sono 37, anche se il numero da considerarsi provvisorio. Dei tamponi effettuati 6 sono risultati negativi e degli altri siamo in attesa dell'esito e dell'effettuazione prevista nei prossimi giorni. Le indagini epidemiologiche sono in progress e i nuovi contatti segnalati verranno sistematicamente posti in isolamento. Considerate che anche qui c'è tutta una serie di frequentazioni e cose. Allora, voi capite che se questo è il sistema di gestire positività, sintomatologie e dopo 4 mesi di coronavirus io allargo le braccia. Cioè qui siamo davanti a persone che sapevano di qualcuno dall'altra parte di un altro paese che era diventato positivo, di un altro che è sintomatico, poi gli trovano anche la positività e si rifiuta di farsi ricoverare finché lo vanno a prendere a casa dopo 3 giorni, 2 giorni, quello che è, dal 28 si arriva al primo di cosa. Nel frattempo vanno a feste, funerali e altre robe. Poi c'è una signora che dice di aver avuto il Covid dal caso 0, ma dice che non dice chi sono gli altri contatti che ha. Cioè voi capite che così non ne veniamo fuori. Allora, siccome io capisco che le motivazioni e il richiamo a quello che è l'etica, il rispetto non servono, io spero che qualcuno si decida. Guardate, noi intanto lunedì presentiamo un'ordinanza, vi anticipo già, per inasprire tutto quello che sono le regole, però abbiamo le armi spuntate, no? Perché non riusciamo, cioè se fosse per me prevederei la carcerazione, potete scriverlo senza problemi, cioè non esiste che un positivo vada in giro, cioè a prescindere, avete capito? Quindi io penso che sia fondamentale che a livello nazionale si prenda in mano questo dossier, non il dossier di questi casi, in generale. Adesso guardate, questa è una partita che ormai abbiamo sotto controllo e ci faremo dire gli ultimi nomi da chi è più reticente, ma è fondamentale che ci sia il ricovero coatto senza star lì, deve essere un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, perché non possiamo stare lì a discutere con una persona che si rifiuta di farsi ricoverare e poi vedete se si finisce poi magari in rianimazione o ad altre parti. E dall'altro la necessità di essere severissimi con gli isolamenti fiduciari, perché capite che se tu non stai a casa da positivo, cioè mi pongo la questione anche se sei in isolamento fiduciario, ma potrei diventare positivo se mi vai in giro. Allora, io non ce l'ho con nessuno, che sia chiaro, però capite che abbiamo l'obbligo di gestire la sanità e la salute in maniera impeccabile, così andiamo allo schianto. Cioè qui noi abbiamo un centinaio di persone andate in isolamento semplicemente perché nessuno ha avuto il coraggio di fermarsi. Cioè per 8 giorni abbiamo avuto degli asintomatici
e dei sintomatici che hanno continuato a fare la vita di sempre, 6-7 giorni scusate. Si inizia il 25, però leggo nella relazione che il furgone rientra il 22, quindi noi sapendo che ce n'è già di là in Serbia di positivi. Guarda, io sono veramente rammaricato perché non mi posso aspettare di tutto e non vado neanche a premere sull'acceleratore sulle discussioni per tenere le persone in isolamento. Abbiamo dato a disposizione ai SISP di tolleranza zero. E se ci sono elementi per fare denunce, ho detto ai direttori che provvedano alle denunce. Questa non è una dittatura, questo è il piano di sanità pubblica, vorrei ricordare. Noi non possiamo permettere che ci sia la diffusione del virus a causa delle irresponsabilità di qualcuno. Allora vedete che da un lato abbiamo la mascherina che non usi, il distanziamento sociale, vabbè, però siamo in un ambito nel quale non c'è, come si può dire, qualcuno potrebbe dirti ma alla fin fine magari non sono sintomatici, non sono positivi, ma quando trovo il positivo, e questo non sta a casa, e addirittura qui i contatti stretti, stiamo parlando di contatti stretti, che hanno dichiarato di essere andati a cena assieme e quant'altro, si lamentano perché non vogliono stare a casa, cioè vuol dire che qua, noi abbiamo buttato via 4 mesi a parlare di cosa? Di banane? Cioè, è grave quello che sta accadendo. Morale, noi siamo passati da rischio basso a rischio elevato, grazie a questi signori. Io non ho altro da aggiungere, vi ho detto tutto. Poi vi do la relazione in modo tale che avete date e avete tutto. Sì, la relazione ve la fornirò entro poco. Però ci tenevo a parlarvi di questa roba perché è gravissimo quello che è accaduto. Allora, vi ho già dato l'RT con 0 elevato, adesso vi manderò fra pochi minuti anche le relazioni che ha detto il Presidente, Filippo, Van Zambon, Giacomuzzo, Vanzan e Emiliano. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Anche se non sembra proprio un bellissimo giorno questo. No, cioè, decisamente no. Ecco, due chiarimenti, insomma, stiamo ancora un po' metabolizzando le informazioni che ci ha dato, ma insomma, uno, lei ritiene che siamo in presenza di comportamenti individuali per quanto gravi? Queste persone che tornano, se ne sbattono di tutto, negano le informazioni, eccetera, eccetera, o che ci sia un atteggiamento generale di rilassamento e di disimpegno rispetto alle regole, perché non è la stessa cosa, voglio dire, certo. Ferma restando la gravità di questi fatti, però qualcuno potrebbe obiettare, gli responsabili ci sono sempre, ma guardiamo la maggioranza. Due, lei accenna a delle restrizioni, saranno restrizioni di carattere, come dire, operativo dal punto di vista dei sanitari, dei medici, dei pronti soccorsi, o riguarderanno i comportamenti, le regole di sicurezza dei cittadini? No. Allora, andiamo per gradi. Allora, c'è una sorta di percezione di liberazione dal virus, no? Che è corredata da complottisti che poi ne attenuano ancora di più l'effetto, no? Cioè io mi chiedo, ha avuto senso buttare via 4 mesi della nostra vita? Tutti noi abbiamo rinunciato a qualcosa, no? Chiunque. Per poi ritrovarci i complottisti e i liberisti. No, il virus c'è ancora. Quindi sono due categorie, chi pensa che sia tutto finito e si sbaglia, e poi c'è la categoria che è più grave, Filippo, che è quella di chi è positivo e va in giro a cene e feste senza batter ciglio. Cioè, questo io lo trovo inquietante, perché poi, guardate, io so qual è la base del ragionamento, tanto sarà influenza, roba così, siamo in rianimazione in questo momento, quindi è sfattata anche questa teoria, perché se vi raccontassi la storia di un paziente che poi alla fin fine resta un pauci sintomatico, cioè quindi con pochi sintomi, uno dice vabbè, siamo in rianimazione. E in più questa nonchalance, no? Di uno, un altro, 3, dopo non eravamo in 2 ma eravamo in 3 in macchina, più io che guidavo fa 4, ma il serbo è
è sintomatico, è positivo, ma lo sapevi, non lo sapevi, poi c'è tutto così, non va bene. Le restrizioni, noi presentiamo lunedì un'ordinanza che è già parzialmente scritta, onestamente potevo firmarla anche oggi, ma non sono contento dell'ordinanza. Noi dobbiamo muoverci all'interno di quello che prevede la legge fra l'altro prevede una multa di 1.000 euro, a me sembra una roba ridicola, mi sembra ridicolo pensare che la vita delle persone valga 1.000 euro, posso dirlo? Cioè se uno commette un reato così importante, andare a infettare persone coscientemente, ripeto che non sto parlando di questo caso, parlo in generale perché poi ogni caso è una storia a sé, sto parlando in generale, forse va rivalutata sta roba. Come penso anche che sia fondamentale che ci sia il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, noi non possiamo far decidere il paziente davanti a un sintomatico positivo grave a questo punto, no? E comunque la cura domiciliare è un trattamento sanitario obbligatorio, nel senso che tu puoi essere sintomatico positivo, te ne stai a casa perché il medico decide che puoi stare a casa, ma a casa, no in giro per le strade. E poi c'è tutto il tema degli isolamenti fiduciari. Noi qui abbiamo visto che sarà l'estate, sarà qualcosa, ce n'è più di qualcuno che non vuole stare in casa, perché è convinto che sia un'ingiustizia nei suoi confronti. Io ai direttori ho detto di prendere carta e penna, quando vedono qualcosa che non funziona, denunciare all'autorità pubblica. Cioè, si scrive alla procura e via. Ma, c'è la possibilità da parte delle regioni di attuare i TSO in questi casi? C'è la possibilità, sai, secondo me sì, se vuoi che te la dico come la penso io, perché comunque il trattamento sanitario obbligatorio non si fa solo in caso di malattia mentale o quant'altro, uno lo può fare anche perché è un fatto di sanità pubblica, però che ci sia un vulnus a livello nazionale c'è, allora senza far colpa a nessuno, perché no? C'è chi è che va a pensare che ci sia qualcuno che da positivo va in giro per le strade, allora a questo punto è bene che il governo prenda in mano, è un invito al ministro Speranza, si faccia un DPCM, un'ordinanza, qualcosa e cominciamo a mettere in fila queste robe, cioè i positivi da curare e i positivi o i contatti stretti da isolare. Sono due attività che noi dobbiamo governare anche con la fermezza se serve. Cioè se ti impone un isolamento fiduciario e mi rispondi che deve andare in vacanza, voi capite che c'è, se finito il mondo. Sì, in parte si è già risposto sui temi di che tipo di restrizioni sono possibili e ci saranno. Sarà una richiesta solo del Veneto o anche in questo caso ne state già parlando con altri governatori? Ma ne parlerò con Bonaccini alla conferenza, questo è ovvio, anche perché purtroppo siamo i primi anche a sperimentare una vicenda del genere che ha dell'inquietante se ci pensate. Leggetela con gli occhi di una persona immunodepressa sta storia, o di o di un oncologico, o di un anziano con più patologie. Leggetela e capite che ha tutt'altro effetto, no? Un ultimo dettaglio sul TSO, di solito è in capo al sindaco? Sì. Quindi anche in questo caso sarebbe così o la richiesta al governo è di Ma guarda, non te lo so dire, io lo chiamo TSO, poi qualcuno dirà Zaia sbaglia perché c'è il TSO per legge prevede, insomma, obbligare, se il medico lo decide, qualcuno a stare in ospedale e farsi curare, punto. Okay. Guardate, qui hanno avuto difficoltà i nostri sanitari, dopo 2 giorni sono riusciti a fare il ricovero, con non poca pressione. Giacomuzzo. Sì, ma non c'è, chiedo una precisazione, non c'è già nulla di penale a parte i 1.000 euro, c'è già qualcosa di penale che si prevede per... Non so, guarda, io ho detto comunque al dottor Pavesi di provvedere a fare tutto quello che è previsto dalla legge, non te lo so dire. Ma lo fa in autonomia poi peraltro, non è che devo dirglielo io. Cioè. C'è anche un caso che è balzato agli onori della cronaca di un consigliere regionale che sembrava positivo, adesso pare che il tampone sia già stato negativo, sia risultato negativo, per cui anche lì si è allargato tutto il sistema dell'isolamento
potenziale a questo punto. Arriva anche alle istituzioni l'isolamento, si potrebbe fare anche alle istituzioni tipo. Ma mi stai prendendo in giro o cosa? No, purtroppo no. No, ma dico, mi dici se arriva alle istituzioni. Cioè, arriva secondo quello che è previsto dal piano di sanità pubblica, non c'è censo, non c'è titolo di studio, non c'è niente. Noi abbiamo il positivo, i contatti stretti che vanno isolati, e poi ci sono i contatti occasionali che non vanno isolati. Questo prevede il piano di sanità pubblica. Per cui chi ci è andato a mangiare assieme al positivo va in isolamento, chi ha avuto contatti di seconda mano non va in isolamento per un semplice motivo. Sì, era per chiedere che insomma si sapeva Presidente se eventualmente questo è scattato anche per i consiglieri regionali. Ah no, io l'ho fatto verificare questo se era necessario. No, perché se fosse stato positivo sì, ma essendo un contatto di terza mano di fatto, cioè il contatto primario col positivo l'ha avuto una persona, hai capito? Gli altri diventano contatti secondari. Quindi il piano di sanità pubblica prevede l'isolamento per i contatti diretti. Ovviamente c'è tutta la campagna di tamponi su tutti i contatti diretti, quello la stiamo facendo. Cioè tutte queste persone isolate sono tutte tamponate, per capirci. Prego. No, scusami, io ti ho detto mi stai prendendo in giro, pensavo che tu mi chiedessi se con le istituzioni c'è un altro atteggiamento. Cioè, no, mi ero spiegata male io. No. Tu intendevi se il Consiglio regionale viene coinvolto. No, perché non è un contatto stretto del positivo, ma di un contatto stretto di un positivo. Ma il piano di sanità pubblica prevede l'isolamento, perché tu puoi sviluppare la positività dopo 2 giorni. Ma non è che è stato fatto adesso, il piano di sanità pubblica esiste da sempre in Veneto. Ce ne abbiamo 20.000 isolati. Cioè. Presidente. Vanza. Grazie. Ciao. Quando dice rischio passato da basso a elevato, e quindi l'R/T da 0,43 a 1,63, cosa comporta esattamente? Ma e in più che ripercussioni rischiamo di avere con il turismo e la campagna massiccia che avete lanciato e poi magari ci... No, il tema non è quello, il tema è che noi dobbiamo, ovviamente l'R/T va su perché un caso come questo, al di là dell'aspetto etico, al di là dell'aspetto epidemiologico, dell'aspetto sanitario, poi ha la ricaduta sul numeretto, no? Perché è inevitabile che poi questi vanno a infarcire il numero. È ovvio che si accende un warning, allora, potremmo dire che questi numeri, siccome sono elevati ma sono riferiti a un caso, ci tengono tranquilli, ma se questi numeri fossero distribuiti su più focolai, capite che diventa inquietante la partita. Abbiamo avuto la fortuna di avere un solo focolaio e la sfortuna di aver avuto grandi numeri su un focolaio.